Intanto ringraziamo l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia per aver scelto Follina e siamo onorati per questa ospitalità, questi 3 giorni nei quali si parlerà ovviamente di temi importanti relativamente ai borghi e al turismo. Noi siamo la regione più turistica d'Italia con 72 milioni di presenze turistiche e gran parte del nostro turismo si fonda ovviamente nella valorizzazione dei borghi, di tutto quello che è il territorio, diciamo quello che veniva definito il turismo minore. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per crescere ancora. 20 anni fa è nata l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, allo scopo di valorizzare e promuovere i piccoli centri. Poi abbiamo capito che oltre che promuovere e valorizzare noi dobbiamo anche cercare di salvaguardare le comunità che vivono all'interno di questi borghi, garantendo i servizi minimi perché la comunità possa vivere, soprattutto incentivare nuovo lavoro, soprattutto per le giovani coppie, magari attraverso forme di fiscalità di vantaggio, permettendo di vivere al meglio e garantendo servizi a una comunità che poi diventa la prima promotrice del borgo e quindi poi il turismo sicuramente può avere successo. Questo è il nostro scopo, è una rete nazionale nei quali molti sindaci, 334, si stanno impegnando e noi li aiuteremo in questo loro sforzo. Sicuramente è un'importanza strategica per noi avere qui i rappresentanti di alcuni dei borghi più belli d'Italia, è importantissimo anche per far vedere la bellezza del nostro territorio, del Veneto e delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ma è importantissimo, noi in questa zona abbiamo 2 borghi tra i borghi più belli d'Italia, però io ricordo che oltre il 50% dei 563 comuni del Veneto sono nei fatti rappresentati da borghi con meno di 5.000 abitanti, quindi si tratta veramente di realtà fondamentali per quella che è la nostra economia e per quello che è il nostro turismo. Ricordiamo sicuramente la presentazione nei prossimi giorni della prima guida Lolly Planet dedicata proprio alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che ci consentirà di andare veramente in tutto il mondo a parlare di queste meravigliose colline. Pensiamo poi al Giro d'Italia che si terrà tra 2 settimane, che passerà proprio dalle colline del Prosecco, dal muro di Ca del Poggio così famoso, e quindi tanti eventi che ci consentiranno veramente di portare i riflettori nazionali e internazionali su queste colline. È una giornata importantissima perché oggi abbiamo l'occasione di far conoscere a tutti i sindaci d'Italia che sono venuti oggi a trovarci la bellezza non solo di Follina ma dell'intero territorio UNESCO del quale noi facciamo parte, e una speranza che possano ritornare a trovarci magari da soli in futuro, perché questo è quello che conta per i borghi, riuscire a creare un giro di turismo anche dopo gli eventi come sono questi della nostra Assemblea Nazionale.